Ciao a tutti, ben ritrovati. Ora spiegheremo il viaggio dell'eroe. Le 12 tappe. 1. Il mondo ordinario. Prima di intraprendere l'avventura, l'eroe vive nel suo mondo ordinario. È la fase che precede il viaggio. In questo mondo, l'eroe non sa ancora di essere tale. 2. La chiamata dell'avventura. È la prima spinta per l'eroe di distaccarsi dal suo mondo. La chiamata può essere un incidente scatenante o un messaggio ricevuto. 3. Il rifiuto della chiamata. L'eroe esita a rispondere alla chiamata all'avventura perché significa entrare in un mondo nuovo e sconosciuto. 4. L'incontro con il mentore. Appare a questo punto la figura di un mentore saggio, protettivo, che incoraggia l'eroe a rispondere alla chiamata. 5. Il superamento della prima soglia. A questo punto, spinto dal mentore, l'eroe accetta la chiamata e, superando le sue paure, compie il difficile atto di varcare quella soglia che porta in un mondo sconosciuto. 6. Prove, alleati e nemici. L'eroe entra nel mondo straordinario, dove potrà incontrare nuovi personaggi, imparando a distinguere alleati e nemici e affrontando le prime prove difficili. 7. L'avvicinamento alla caverna più profonda. L'eroe prosegue nel suo viaggio, addentrandosi sempre di più all'interno del mondo straordinario e avvicinandosi così alla sua zona più misteriosa e minacciosa. 8. La prova centrale. Una volta all'interno della caverna del mondo straordinario, l'eroe deve affrontare delle durissime prove. Questo è il momento cruciale per l'eroe e rappresenta simbolicamente la sua morte, a cui seguirà poi la sua rinascita. La vittoria finale sarà possibile solo se l'eroe sopravviverà ai vari pericoli. La ricompensa. Superata la prova centrale, l'eroe riceve una ricompensa. Essa può essere un nuovo potere, uno strumento, un'arma o un talento appreso, ma spesso non si rende conto al momento il valore della ricompensa. 10. La via del ritorno. Una volta superata la prova centrale e ottenuta la ricompensa, l'eroe si accinge al viaggio di ritorno verso il suo mondo orientale, ma non sa che le prove non sono ancora finite. 11. La resurrezione. Questo è un passaggio drammatico e imprevisto del viaggio. Affinché l'avventura si completi, l'eroe deve affrontare un ulteriore momento di morte e rinascita, ma questa volta per sopravvivere dovrà trasformarsi e abbandonare il vecchio sé. Se sopravvive, solo adesso l'eroe diventa tale. 12 e ultimo punto. Il ritorno con l'Elisir. Una volta rinato, l'eroe ritorna al punto di partenza, nel suo mondo ordinario, ma nulla sarà più come prima. L'eroe torna cambiato profondamente e porta con sé l'Elisir, ricompensa conquistata nel suo viaggio. Grazie dell'attenzione e al prossimo tutorial!